Diciamolo in breve, anche se non è facile, la questione dell'autonomia è, a mio avviso, sulla strada sbagliata. E sulla strada sbagliata per una ragione tecnica prima che politica, perché tra l'altro io volevo notare due cose positive. Sì. Credo che la Meloni abbia tutto l'interesse a dare una prova di coerenza, come ha sempre dimostrato in altri ambiti, e quindi per quello che è possibile approvare almeno una parvenza di autonomia. Dopo sulle risorse credo che abbia delle grosse difficoltà. L'altro aspetto positivo, quello che ho detto nel mio precedente intervento, è che ho apprezzato, anche se è lontano da me, l'intervista di Fassino che diceva che l'autonomia è una questione della sinistra, e io dico anche l'autodeterminazione oltre che l'autonomia, però la sinistra è stata assente se non contraria. Ciò precisato, dal punto di vista tecnico siamo veramente in un binario morto, perché vede, aveva fatto meglio il governo Gentiloni con la preintesa quadro del 27 febbraio 2018 che io ho qui tra le mani, dove aveva il sottosegretario Bressa, no? Che bravissimo, proprio col segretario Bressa, che ha firmato assieme a Zaia quella che era un'intesa tra lo Stato, rappresentato dal governo ovviamente Gentiloni, con il sottosegretario Bressa e il presidente del Veneto Zaia. Quella intesa era stata preintesa quadro, vabbè, voglio dire, che riguardava 5 materie importantissime, che erano l'ambiente, l'istruzione, il lavoro, e poi c'erano i rapporti internazionali e con il Parlamento europeo, insomma materie importanti, non condizionate dai LEP, da quella che è la legge del 2009 sul federalismo fiscale, che in Italia non si è nessun governo, perché dal 2009 hanno governato tutti, anche quei governi tecnici, è riuscito ad attuare. Oggi si vuole, mentre la preintesa quadro, ripeto, era una preintesa tra lo Stato e la Regione Veneto, e altrettanto potevano fare le altre regioni, oggi invece Calderoli, che con onestà nell'intervista sempre al Corriere della Sera della scorsa settimana ha detto che la legge quadro, in sostituzione dell'intesa diretta, gli fa venire i brividi. È stato onesto, cioè fa venire i brividi perché tutti i costituzionalisti più attenti hanno detto che o si attua un'intesa diretta tra ogni singola regione che chiede e poi da là ne nasce la legge che viene portata in Parlamento, ma se, ed è una fonte questa della legge che approva l'intesa, una fonte, diciamo, del diritto rafforzata rispetto alla legge ordinaria, che sta tra la legge costituzionale 116 terzo comma e la legge ordinaria. E invece qui si è aggirata la Costituzione, se non è illegittima quantomeno è acostituzionale, cioè una furbata, valutata io, e anche illustri giuristi che si sono espressi, perché attraverso una legge ordinaria vuole indicare il percorso e quindi i passi da compiere per arrivare all'attuazione dell'autonomia. Ma in questo modo si viola la Costituzione, perché la Costituzione dice non devi fare una legge ordinaria, è l'intesa che di volta in volta fa lo Stato con la singola regione che detta anche le modalità, il percorso, quindi la forma per realizzarlo. E qua sta l'inghippo, non ne veniamo fuori. Io ce l'ho qua i testi, ma sarebbe bello dedicarci una puntata, se lei avrà, certo. Magari anche con illustri costituzionalisti come il mio amico Mario Bertolissi ed altri con i quali mi sento quasi quotidianamente, perché sono tutti preoccupati. Però anche Bertolissi dice: Alessio, cosa vuoi fare? Allarga le braccia, dice politicamente ormai accettano tutti, e non faccio nomi ma si capisce, quando invece con una forza che hai, perché un 98,1% di sì al referendum del 22 ottobre 2017, un 76% di consenso personale, ma tu detti le regole, i tempi della trattativa, e invece qua purtroppo siamo arrivati in una situazione paradossale, assurda, incostituzionale, e l'articolo 3 della legge come l'ha chiamata Calderoli, no? Quella che gli fa venire i brividi, il brividello, l'ha chiamato, ha condizionato il percorso per l'autonomia all'articolo 3, che io mi sono già studiato, è una cosa incredibile, all'attuazione dei LEP, proprio sulle 5 materie, 4-5 materie, di cui la preintesa quadro invece lasciava sfogo nella trattativa. Non ne verremo mai fuori, non ne verremo mai fuori, o ne verremo fuori con una finta autonomia, senza le risorse, senza le funzioni, e quindi senza il risultato che i veneti hanno ardentemente
così invocato e hanno anche sostenuto. È una situazione, pensi che i LEP, a cui è subordinata i livelli essenziali delle prestazioni previste dalla legge sul federalismo fiscale, con una legge delega, la 42 del 2009, da 13 anni, chi è che ha governato negli ultimi 13 anni? Tutti. Hanno governato tutti, nessuno è riuscito a farla. Voi credete alla Meloni, che poveretta, che mi fa anche simpatia, ripeto, e che forse vorrebbe dare coerente risposta a quelli che sono stati i suoi impegni. Oggi cioè, credo che sia stata apprezzata perché guardava Stoltenberg così. Sì, ha la simpatia piccolina ma con è tenace, ha la simpatia della forza, novizia, però purtroppo da quello che capisco anche, Bertolissi, mi permetto di dirlo, non perché è un amico, ma perché è anche uno che si è speso molto, è il capo delegazione trattante del Veneto, ha detto che i ministeriali comandano, i burocrati ministeriali, che sono quelli che fanno la linea operativa, comandano sia sui ministri sia sul Parlamento. E quindi, cari veneti, o andiamo verso un ragionamento di rideterminazione di quella che è la realtà istituzionale italiana. Io parlo sempre per via democratica e istituzionale, però dobbiamo avere il coraggio di un progetto nuovo, di vedere un'Italia più risorgimentale che rinascimentale, chiedo, che risorgimentale, perché quella che abbiamo oggi non funziona. Avvocato.